Nella mia vita mi sono occupato di cardiochirurgia e per questo motivo ho chiamato l'associazione A Cuore Aperto. In questo libro rivedo i 20 anni dell'attività dell'associazione, fondamentalmente 3 iniziative sul territorio, sia in Sicilia che anche a Roma e in altre parti dell'Italia, con delle visite gratuite, e poi 2 altre iniziative molto importanti che sono state Un Cuore per Ipogolo, un villaggio della Tanzania vicino Iringa, in cui abbiamo anche lì portato le visite nei villaggi dove la gente non mai si sarebbe sognata di avere un minimo di sanità. Abbiamo sostenuto il dispensario di Ipogolo gestito dalla Comunità Cristiana del Mondo e soprattutto un'iniziativa che per noi è fondamentale, abbiamo spinto verso la formazione, perché non si trovavano infermieri, non si trovavano medici, allora ci siamo detti che era fondamentale fare studiare i ragazzi. Abbiamo fatto studiare oltre 200 ragazzi non con fondi statali, ma solo utilizzando il 5 per 1000, le donazioni di tantissime persone siciliane, agrigentini e anche del resto d'Italia. Queste persone che hanno studiato sono felici di restare sul territorio e quando tu gli chiedi ma vorresti venire in Europa, loro dicono no, perché devo venire, voglio vivere nella mia terra. L'altra iniziativa invece recentissima è Un Cuore per l'Ucraina, perché nel momento in cui ci siamo resi conto di quello che stava succedendo, ci siamo detti che bisognava assolutamente fare qualcosa di concreto e per non perdere tempo abbiamo affittato un autobus, abbiamo riempito di circa 20.000 euro di farmaci e siamo andati in Polonia al confine con l'Ucraina e con l'aiuto di un sindaco i farmaci sono stati portati a Sumi tra la Russia e la Bielorussia. E poi abbiamo portato a Montevago circa 40 ucraini, quasi tutte bambini e donne, e li abbiamo fatti vivere in appartamenti cercando di dare loro una serenità. L'associazione ha provveduto a pagare tutte le spese, dal cibo alla luce, e soprattutto queste persone in questi mesi, in circa 8 mesi, si sono un po' rilassati. All'inizio i bambini, se c'era un rumore, si spaventavano, invece piano piano hanno acquistato un poco di serenità e poi ovviamente sono voluti tutti ritornare in Ucraina perché lì c'erano i mariti, c'erano i fratelli che avevano combattuto e quindi anche i bambini volevano rivedere i propri genitori, papà. Questa sera è stata l'occasione per presentare e esprimere gratitudine a Dottore Lugo, alla moglie Margherita, all'Associazione A Cuore Aperto per questo gesto di grande generosità che hanno avuto per questo lungo periodo. Cioè non è un'esperienza, non è, come si dice, un poco di paglia, non è un evento occasionale, ma è una cosa che ha avuto una sua durata straordinaria. Per questo dico, dobbiamo manifestare gratitudine, è un modo per dire grazie, non a livello personale ma a livello comunitario, come a livello ecclesiale, esprimere la gratitudine per chi si spende per gli altri, per chi ha avuto questa attenzione per gli altri, ha dedicato tempo agli altri, ecco, non soltanto energie materiali, non soltanto soldi, ma anche questa la professionalità, le competenze per poter curare gli altri. Per questo io sono molto contento e soddisfatto del risultato che questa sera si è raggiunto. Ecco, tante persone hanno partecipato ed è stato un incontro non come conferenza, ma un incontro dove le testimonianze hanno svolto l'unico ruolo della serata. Anni di storia, di amore, di cuori che battono, di cuori generosi, di cure, di adozioni, di sostegno, di volte e di gente che incontriamo che restano sempre nei nostri cuori, perché il volontariato sempre, soprattutto oltre il confine, riempie il cuore
ti fa sognare ad occhi aperti e ti fa incontrare quell'immagine di due mani che si incontrano di colore diverso, che insieme possano fare tanto, che insieme abbattono distanze, lingua, ma che ci fa parlare il cuore, mettendoci insieme il cuore ci fanno amare e danno speranza al mondo e a quella terra lontana ma tante volte desiderosa di bene e di cura e di attenzione. Siamo contenti perché abbiamo potuto lasciare anche agli africani quello che abbiamo iniziato, sperando che lo possano portare avanti. Almeno fino ad ora ancora portano ancora avanti. Addirittura è nata un'altra nuova parrocchia adesso, la parrocchia di Ussolanga. Quindi Ismani ha partorito 2 altre parrocchie, Migoli e Ussolanga. Se non fosse stato per gli agrigennesi, se non fosse stato per la nostra diocesi, non avremmo potuto fare niente. Lavoravamo perché avevamo questo supporto dietro che ci dava una mano e ci ha fatto fare grandi miracoli veramente. Noi abbiamo dato il cuore, loro se ne sono accorti che abbiamo dato il cuore. Tanti mi scrivono che sono stati eletti ad essere presidenti delle comunità di base, ad essere catechisti, perché quando eravamo a Ismani siamo stati istruiti bene sulla nostra fede e adesso siamo ancora saldi su quella fede che abbiamo ricevuto quando c'eravate voi. Sono stati anni questi veramente intensi, abbiamo condiviso questo percorso, lo abbiamo fatto lavorando molto qui sul territorio, cercando di portare un piccolissimo contributo in terra di missione, in una punta che è quella del villaggio di Ipogolo. Questa sera aver avuto l'opportunità in un posto così bello, dove si respira cultura, dove si respira sapere, dove si respira conoscenza, ecco, mettere a fruizione di chi è venuto il lavoro di 20 anni, perché il volume non è altro che una rassegna fotografica proprio di immagini che immortalano quello che è stato fatto dall'Associazione Ancora Aperto e dai tanti benefattori che l'Associazione Ancora Aperto in questi anni ha avuto. Il libro è il frutto del lavoro di tutti.